Siamo in Veneto, per fortuna in Veneto c'è un grandissimo senso civico fra i cittadini. Molti comuni ci hanno chiesto come poter affrontare, approcciare e mettere in pratica appunto queste sensibilità che molti cittadini hanno, quindi il controllo di vicinato inteso come un'organizzazione di quartieri, di vie, di territori che assieme non fanno atti eroici, non fanno interventi in prima persona, non fanno ronde, ma attraverso canali coordinati e codificati comunicano alla polizia locale, al proprio comune, qualcosa che non funziona. E come controllo di vicinato non viene inteso esclusivamente come security, come sicurezza da affrontare appunto magari dei malintenzionati, ma anche segnalare le piccole cose che non vanno, il lampione che è rotto, la finestra che qualcuno ha spaccato, la posta che non viene ritirata da una casella postale magari di una persona anziana, cioè far sì che ci sia anche una ritornare a guardarsi attorno, a guardare alla finestra del proprio vicino per far sì che anche piccole cose possano essere affrontate, possano essere colte e se qualcosa non va segnalarlo a chi di dovere, può essere appunto l'ufficio lavori pubblici per il lampione da rimettere in funzione, può essere l'ufficio affari sociali per l'anziano che non si vede più da qualche giorno e far sì che appunto queste cose ritornino a far parlare i nostri cittadini e soprattutto, ripeto, ritornino a dare una qualità anche degli interventi della pubblica amministrazione mirata, puntuale e precisa per evitare sprechi di tempo o perdite anche di denaro. È molto importante la segnalazione sulla scarsità dell'illuminazione, ad esempio, sull'abbandono del pattume, della spazzatura, sul degrado urbanistico, case abbandonate piuttosto che campi incolti, e ce ne sono parecchi nell'Interland del veneziano. Tutto questo permette di indirizzare le politiche pubbliche. Tutto questo permette di avere il polso della situazione, diciamo H24, anche se a macchia di leopardo, perché tanti sono i gruppi del controllo vicinato, sono 155 all'interno dell'intero territorio comunale, però permette di avere, come dicevo, il polso della situazione su quello che su quello che è il degrado urbano, cioè in un certo senso abbiamo chiamata safety per comodità operativa, e sulla security.